Con l'inaugurazione dei nuovi laboratori di ricerca e la benedizione di Monsignor Luigi Mistrò, presidente della Commissione per le strutture sanitarie cattoliche presso la Santa Sede, ha preso ufficialmente il via il nuovo corso dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia, affidato alla congregazione delle Suore Mantellate di Pistoia. È un ospedale centrale, un ospedale che ha avuto anche una storia importante quando parliamo di riabilitazione o anche oltre i confini regionali, quindi l'importanza che oggi si inizi questo nuovo percorso non solo per dare a Veneziano ma anche per tutto il Veneto una struttura di riferimento come questa. Significative le parole pronunciate da Monsignor Mistrò durante la benedizione iniziale. Sostenere questo inizio nuovo dell'ospedale San Camillo era affidato ai camigliani fino a qualche tempo fa. Oggi la presenza religiosa delle suore mantellate che con il loro carisma continueranno a essere vicine ai malati. Tante le sfide che attendono questa nuova gestione. Crediamo molto nella ricerca, abbiamo fatto il possibile proprio per investire in questo settore, ci sono circa 50 ricercatori che sono una presenza attiva all'interno delle realtà veneziane. Un ruolo chiave sarà quello ricoperto dal direttore scientifico Dante Mantini. Da una parte investiremo nel trattenere al San Camillo i ricercatori che ci sono, quelli che ci permettono di raggiungere obiettivi di eccellenza, ma allo stesso modo investiremo per portare al San Camillo dei nuovi ricercatori anche dall'estero. Soddisfatto di queste prospettive, il direttore generale dell'Ustrea Serenissima Giuseppe Darben. Siamo veramente contenti che sia data attraverso questa nuova gestione la continuità ad una attività importante per il Veneto, per la regione, ma non solo per la regione, direi anche per la nazione italiana e naturalmente anche per la nostra azienda, che si fregia di avere questa struttura nel proprio ambito e che sostiene la sua attività in maniera importante.